Lunghe attese, vaporetti saltati, code e resse agli imbarcaderi e la polemica sui trasporti pubblici veneziani torna nuovamente rovente dopo un altro fine settimana di passione. Secondo la VM, di cui fa parte ACTV, i disservizi sono stati provocati da quasi 150 assenze che, tra malattie e permessi, hanno ridotto all'osso il personale. Vorrei dire che di servizi non ci sono stati solo in questo weekend, credo che sia più di un anno che si va avanti. Il problema non è legato alle assenze, il problema è legato che ormai la pandemia ha smesso di essere questa morsa restrittiva nei confronti di chi veniva a visitare la nostra città. Oggi siamo tornati a livelli normali di turismo e ancora non si è pensato a quali strategie e a quali servizi mettere in campo per far sì che ci sia un servizio degno di una città come quella veneziana. Consigliere regionale, sindacalista e dipendente ACTV, Jonathan Montanariello conosce dall'interno la realtà del trasporto pubblico veneziano e fa parte di quel movimento che ritiene pretestuoso imputare i disservizi ai dipendenti. Dicono che non trovano gente, però ricordiamoci che hanno fatto adesso, qualche giorno fa, un concorso per ricercare marinai. Insomma, da quando mondo è mondo i concorsi sono sempre stati fatti prima per avere i marinai pronti per la stagione estiva, non durante la stagione estiva. E se quelli precedenti nelle graduatorie vecchie hanno rinunciato è perché hanno tenuto lì una graduatoria ferma 3 anni, figlia di una programmazione del tutto assente, perché anche prima c'era bisogno di personale, c'era in graduatoria, non è stato chiamato. Quindi voglio dire, smettiamolo ogni volta di trovare un capro espiatorio. Prese di posizione analoghe sono arrivate anche dai sindacati. Dai banchi del Consiglio regionale, Montanariello rinnova l'invito all'amministrazione comunale di Venezia ad un confronto pubblico su ciò che sta succedendo. Basta attacchi gratuiti ai lavoratori AVM. La gente la dovete assumere voi e se manca assumetevi le vostre responsabilità. Le scelte che sta mettendo in campo questa amministrazione, non solo il sindaco Brugnaro, anche l'assessore al trasporto e anche l'assessore alle partecipate, non sono sicuramente compatibili con quelle che sono le esigenze stesse che richiede un servizio in un momento importante sotto l'aspetto turistico come questo.